Quando abbiamo programmato questa data con CNA assolutamente non pensavamo di cadere in questa congiunzione astrale. Sono numeri chiari, il Presidente Conte è stato molto chiaro anche come rappresentante, Alessandro Conte sto dicendo, di CNA Veneto, ha parlato in maniera chiara per quanto riguarda le esigenze del mondo produttivo veneto. Aver fatto il confronto con i nostri naturali competitor a livello europeo, la Baviera, il Baden-Württemberg, la Catalogna, i Paesi Baschi, fa capire in che situazione noi stiamo lavorando come mondo economico, sociale, veneto rispetto appunto ad altre realtà europee che hanno una marcia in più, che hanno possibilità di autogovernare e gestirsi e avere risorse maggiori da destinare a investimenti pubblici e quello che comunque i nostri imprenditori e mi permetto di dire anche il sistema politico riesce comunque a fare per competere con queste realtà. I numeri e i dati sull'export del Veneto sono eclatanti, clamorosi rispetto a tante altre realtà europee. Quindi ci auguriamo che anche questo contributo possa far capire in maniera ineludibile che i numeri che il Veneto porta al tavolo delle trattative sono numeri assolutamente reali, sostenibili, che è possibile fare una riforma dello Stato migliorando la spesa pubblica rispetto allo status quo che invece è uno spreco in tante realtà che non dà i risultati che invece i cittadini italiani vorrebbero avere, ma che i cittadini veneti si meritano come cittadini veneti del terzo millennio.